Giardino della Colimbetra, oggi si inaugura un percorso alternativo, ovvero quello attraverso gli ipogei. Sì, oggi ampliamo le esperienze che offriamo ai visitatori con questa straordinaria possibilità di entrare nelle viscere dell'antica Acragas. L'ipogeo Colimbetra Porta Quinta, uno degli antichi acquedotti, sarà aperto al pubblico oggi con una bella inaugurazione a cui partecipano tante autorità e da lunedì di Pasqua sarà accessibile a tutti i visitatori. In un primo tempo, nel periodo primaverile, tutti i sabati e le domeniche si potrà prenotare questa escursione e successivamente organizzeremo, in base alle esperienze che matureremo, un servizio più articolato. Aumenta la possibilità di fruire anche di parti nascoste della Valle dei Templi una preziosità in più che è possibile scoprire anche con un percorso guidato, condotto anche da esperti speleologi che ovviamente assicureranno tutte le condizioni di sicurezza. Quanto dura il percorso? In termini di tempo durerà una mezz'oretta, diciamo, non è lunghissimo, però vi assicuro che è molto affascinante. Oggi se si lavora e si raggiungono degli scopi e degli obiettivi si raggiungono solo lavorando insieme. Il FAI è una fondazione che è nata per, come dire, collaborare con l'ente pubblico, quindi noi abbiamo portato il nostro piccolo contributo di qualità naturalmente, ma non avremmo fatto niente se non ci fosse stato un parco che sempre di più ha recepito il valore di questo luogo straordinario che voi avete. Io ogni volta che vengo da Agrigento rimango, sono venuto tante volte, ma ogni volta, voi non potete capirlo che siete di qua, ma per uno del nord che viene qui, ogni volta uno rimane senza fiato, senza parole. E la cosa bella rispetto a 18 anni fa, che 18 anni fa ci sentivamo un po' di pionieri, non erano tanti quelli che credevano che il futuro, che la Valle dei Templi sarebbe stata il futuro di Agrigento. Oggi la Valle dei Templi è il presente e il futuro di Agrigento, quindi solo questo lavoro comune ha creato questo, che non è un miracolo, è il risultato di un buon modo di lavorare tutti insieme per uno scopo e io quindi sono molto contento. Quindi oggi l'inaugurazione di l'ipogeo è una piccolissima cosa volete, è un dettaglio, però è un dettaglio che arricchisce, che fa capire a coloro che entreranno nell'ipogeo che razza di storia ha dietro gli aranci, dietro gli olivi, dietro i mirti questo posto incredibile, perché entrare per 150 metri in questo cunicolo scavato a mano dai prigionieri che veniva da Cartagine, del tiranno di Agrigento, e queste sono cose che eccitano la fantasia e quindi fanno in modo che la gente si ricolleghi alla propria storia, al proprio passato, non solo da Agrigento, in tutta Italia, e questo quindi poi favorisce la buona politica e come dire, e poi ho finito, il progetto comune che deve essere comune di tutti gli italiani di mantenere e valorizzare questo tesoro pazzesco che l'Italia ha avuto dalla Val d'Aosta ad Agrigento.